Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati, una nuova colazione insieme questa mattina e parliamo di pallacanestro con Fabio Crivellaro. Buongiorno Fabio. Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Allora Fabio, intanto grazie di essere qui con noi. So che è un periodo bello intenso per te perché domenica, la prossima domenica ci saranno le elezioni per la presidenza della FIP, della Federazione Italiana Pallacanestro del Veneto, e tu sei uno dei candidati per ricoprire questo ruolo di presidente. Allora, intanto ti faccio questa domanda: tu sei giovane, nel senso sei un 88, quindi sei un giovane, saresti un giovane presidente. Cosa ti ha fatto fare questa scelta di metterti in gioco per una federazione, insomma, una di quelle più importanti a livello sportivo? Sì, ti ringrazio Alberto. Per prima cosa, insomma, io sono un appassionato di pallacanestro, quindi io mi vedo come una persona che ha dedicato tantissimo tempo della sua vita alla pallacanestro. Ho avuto la fortuna nel tempo di fare della mia passione, che è la pallacanestro, appunto anche un'opportunità lavorativa e quindi ho fatto le mie esperienze, insomma, partendo veramente dalla gavetta, toccando tutti i vari rami del nostro sport. Beh, da giocatore in Sì, primis. allora sono partito chiaramente da giocatore per poi insomma fare l'istruttore mini basket, l'allenatore, per poi passare dietro la scrivania, diciamo, in un ambito dirigenziale, poi negli ultimi miei anni alla Scaligera Basket, dove anche Hai lì fatto quasi 10 anni, no? La Scaligera. ho fatto Quindi, 10 anni giusti giusti, sì, sì, con un percorso insomma di crescita che mi ha formato sicuramente strutturato, dandomi delle competenze importanti, quindi insomma devo ringraziare insomma l'opportunità che mi è stata data. E niente, poi insomma sono sempre stato coinvolto anche dentro le dinamiche della nostra federazione, insomma sia provinciale sia regionale. sì. Perché E sei uscente per quanto riguarda sono attualmente un consigliere uscente regionale, ma regionale. prima sono stato consigliere provinciale e vicepresidente anche qui a Verona. E ecco, si sono creati questi presupposti quest'anno per provare a fare la scalata, diciamo, al vertice, diciamola così. E sono contento, ho preso volentieri questa cosa e sono contento di provarci fino alla fine. Allora io ho detto giovane, che poi è tutto relativo, no? Uno può essere giovane a 80 anni o uno può essere vecchio a 30, dipende sempre da quello che è la sua idea di sport, su quello che vuole portare la sua esperienza. Tu, l'hai detto, hai avuto un'esperienza veramente trasversale, sei partito dai mini basket fino ad arrivare alla Serie A, quindi hai toccato tutte le dinamiche di questo bellissimo sport. Ehm, che cosa ti piacerebbe portare di tuo principalmente nel basket veneto? Ma allora io ho le mie idee, poi sai, in questi casi c'è sempre, poi anche nello sport c'è un programma elettorale dove io Chiaro? ho messo quello che possono essere le mie idee, ma mi piace fermarmi a a pochi semplici concetti, nel senso che il primo è cercare di anticipare i cambiamenti, perché la federazione, ma così come il nostro sport, non è lo stesso di 10 anni fa e Sì. sicuramente non sarà lo stesso tra 10 anni. Quindi quello che ritengo io è cercare di andare incontro a quello che possono essere le problematiche, ma anche le opportunità che ci possono essere nei prossimi anni, cercando di dare alle società, permettimi questo termine perché poi la federazione è sempre quell'ente che governa Sì? e che deve garantire, diciamo, lo svolgimento dello sport, qualsiasi esso sia. Ma mi piacerebbe anche che, soprattutto per le più piccole, la federazione sia una specie che la federazione sia al servizio delle società, perché tante volte si vede la federazione come un ente un po' distaccato che non si mescola mai con quello che sono le dinamiche di una società, Che non e scende in campo, non mettiamo. scende in campo, bravissimo. E quindi insomma c'è sempre questo distaccamento, o quell'occhio di riguardo nel Sì. parlare con certe persone. Ecco, io penso che sia giusto, soprattutto con le società molto, molto più piccole, perché poi sicuramente la mia esperienza in Scaligera Basket mi ha fatto capire che insomma ci sono società strutturate che possono andare avanti per
per la loro strada, ma ci sono società molto piccole che, permettimi, sono la base Mhm. di tutti gli sport, non solo della pallacanestro, nel senso che poi il tifoso, l'allenatore, il giocatore, il dirigente, accompagnatore, l'arbitro, l'ufficiale di campo, qualsiasi persona che dopo gravita attorno al mondo della pallacanestro o di qualsiasi sport, è perché ha creato una passione, mh, ma la passione viene dalla base, viene dal territorio, Sì. non viene Uno dall'Olimpia Milano, ecco, nel senso si che il tifo innamora dell'Olimpia. dell'NBA guardando la televisione, deve avere già qualcosa, il Certo, germe della pallacanestro deve aver certo. già, o perché ci ha giocato, o perché il figlio ci ha giocato, o perché ha visto le partite dei bambini, è quello che Certo, voglio certo. puntare. E quindi insomma spero di riuscire a colmare un po' questo gap, ecco. E poi sicuramente insomma sviluppare, tenersi aggiornati con il mondo d'oggi, quindi insomma sicuramente la tecnologia, i media sono un canale che vanno sicuramente strutturato e potenziato e poi insomma tutto quello che va dietro, un po' quello che può essere gli arbitri e tutto poi il mondo federale che è molto grande, nel senso che ci sono veramente tantissime persone chiamate in tutto il territorio che lavorano e collaborano con la federazione. Quindi insomma è giusto anche cercare di trovare l'amalgama giusta tra tutti per far sì di andare tutti in un'unica direzione. Remare tutti verso, appunto, come dici tu, un'unica direzione. Senti, il basket veneto, beh, com'è? È un movimento importante, se non sbaglio. Cioè, Certo, il basket veneto, se la mettiamo in termini nazionali, è la seconda regione più importante d'Italia, sia come numero e sia come punto indotto di persone. È una regione molto grande e l'ho riscoperto sulla mia pelle perché in questi mesi ho girato parecchio e quindi insomma sicuramente da nord a sud, ad est ed ovest è molto grande. Eh, ma devo dire che il basket è molto radicato sulla nostra regione, quindi sono contento, se le cose andranno bene, ovviamente, di poter essere il primo rappresentante, mettiamola così, di quello che è un importantissimo movimento a livello nazionale, perché insomma il Veneto, la pallacanestro in Veneto ehm, è tanta. sì. Senti, cosa nel tuo girare in queste tue tappe, questo periodo, in questi mesi, qual è stata la richiesta, le domande che ti hanno fatto di più le società? Cosa serve? Allora, sembra strano perché poi sembra che ci siano sempre delle richieste particolari. Invece, quello che posso dire è che le richieste delle società tante volte, non dico che siano banali, perché non sono mai banali, ehm, però è veramente, mi sono accorto che veramente serve, non dico poco perché non è mai poco, Mm? però serve veramente avvicinarsi un po' di più e dare un po' più di conoscenza alle società, perché chi non lo fa di mestiere, chi lo fa per passione, non può avere il tempo che ho avuto io di formarmi, Certo. strutturarmi e conoscere in maniera, insomma, capillare quello che può essere il nostro mondo. E quindi tante volte è veramente non dico una mano sulla spalla, perché dopo bisogna andare in verticale sul problema, che può essere qualsiasi, dal problema della palestra all'omologazione Sì. del campo, piuttosto che alla criticità, perché logisticamente sei su una posizione un po' strana della nostra regione, quindi abbiamo difficoltà a mandare arbitri piuttosto che a reperire allenatori e quant'altro. Però ecco, sono tutte cose che non voglio essere che è arrivato Flavio Però Crivellaro che si conosce come si possono risolve. risolvere. Però ecco, con un minimo di approccio e un minimo di supporto, tante cose secondo me possono essere un po' migliorate, ecco. Poi questa è la mia idea e Sì, ci sì, si sì, proverà. certo. Quindi mi sembra di capire, basta avere le orecchie ben tese e ascoltare anche quindi il semplice suggerimento che magari per te è normale, ma per alcune società, come dicevi prima, è magari un po' più complicato da scorgere, basta avere il referente che ti dà la risposta e già lì gli dai. Se non altro gli dai quell'iniezione di fiducia per andare avanti più a mente libera, che a volte avere un problema e non riuscire a risolverlo ti crea dei blocchi e ti crea delle ulteriori difficoltà. Sì, sì, certo, insomma, mettere
mettere al servizio delle società, insomma, quello che possono essere le conoscenze e le competenze che ci sono all'interno della federazione. Insomma, io posso dire che in questa cavalcata elettorale, insomma, ho la fortuna di aver fatto una bellissima squadra, Mm? eh, dove veramente è stata costruita guardando proprio le competenze specifiche di ognuno, in modo tale che se andrà bene, come mi auguro, ognuno possa avere delle conoscenze in ogni specifico ramo, in modo tale da essere di supporto poi a tutte quelle realtà che necessitano di aiuto, ecco. Aiuto. Beh, ma ognuno ha, come si dice, no? Ognuno il suo, e solo così Certo. una squadra funziona. Senti, allora, hai detto la base, però è vero che anche ci sono le eccellenze. Qui a Verona c'è la Tezenis, a Venezia c'è la Reia. Ecco, come possono essere coinvolte queste grandi società, queste grandi squadre per creare più un movimento frizzante, nel senso non è sufficiente portare gente al palazzetto, ma queste società possono anche diventare un veicolo per promuovere lo sport, anche, mi viene così da dire, anche nelle scuole, per esempio. No, certo, il loro aiuto, che sia Scaligera, che sia Reyer, piuttosto che Treviso, Sì, sì, è fondamentale per dare un volano al nostro sport, perché noi come federazione, e lo è, perché deve essere così, siamo, diciamo, a disposizione di tutti, però sicuramente la forza che possono avere certe realtà così grandi nella nostra regione, noi non ce la possiamo avere, ma solo proprio perché insomma, squadre che sono state in Serie A hanno aggregazione, muovono molta più persone rispetto a quello che può essere magari noi che come federazione dobbiamo seguire dal sì. campionato più piccolo di mini basket fino al Sì, sì. È campionato più anche. capillare, ovviamente, beh, certo. Certo, e quindi sicuramente avere il loro aiuto in quello che può essere lo sviluppo, ma dico della pallacanestro, ma lo sviluppo dello sport, perché poi è giusto parlare anche a 360 gradi, è fondamentale, quindi sicuramente investire sulle scuole, investire anche sul sociale, investire, questo qua parlo molto per il nostro sport, sul femminile, nel senso che Sì, purtroppo la pallacanestro è uno sport che è prettamente fatto da maschi. E la particolarità nella nostra regione, che è unica in tutta l'Italia, perché e di questo ne dobbiamo andare fieri, è che a livello femminile le eccellenze ne abbiamo tante, perché su 11 squadre iscritte al massimo campionato femminile, 4 vero? sono del Veneto, perché che è tantissima cosa, eh. Eh sì, C'è la Reyer a Venezia, c'è Schio a Vicenza, c'è San Martino di Lupari a Padova e c'è Alpo, l'Alpo quest'anno, a cui esatto. facciamo l'in bocca al lupo per Eh la sì. stagione qui a Verona. Eh sì, quindi c'è tanto lavoro da fare. Adesso ti faccio l'ultima domanda, ma è una battuta ovviamente. Il rapporto con la pallavolo è sempre conflittuale, basket e pallavolo sono sempre cane e gatto, è una battuta ovviamente. Allora, c'è sempre stato questo rapporto di amore e odio, no, con la pallavolo. Però a me piace chiamarli cugini. Sì, Io sempre in tutta onestà, devo dire che quando qualcuno, che sia pallavolo o qualche altra federazione, ha delle idee corrette, o può dare degli spunti, ben venga a prendere spunto, ecco, nel senso che noi sicuramente a Verona la pallavolo a livello federale è sempre stata molto molto all'avanguardia. Non ti nego che io in primis, quando ho deciso di iniziare la mia avventura, una chiacchierata e un caffè con il presidente provinciale della FIPAV a Verona l'ho fatto ben volentieri, ecco. e beh, insomma, qualche spunto lì l'hai sicuramente preso da E Stefano. certo, Insomma, ma, no, certo. ma è bello, io ho fatto la battuta ovviamente, perché è bello che ci sia questo confronto. Devono anche un po' con una nuova visione di sport, cadere anche questi campanili
e come dicevi tu, è vero che ognuno porta avanti la propria disciplina, ma insieme si deve fare un lavoro di portare avanti, promuovere lo sport, soprattutto sui più giovani, e riportare lo sport al centro dell'attenzione sociale, anche perché poi il Covid ha dato un po' una bastonata a tutto il movimento sportivo, riportare l'attenzione lì, anche perché chi fa sport, insomma, ci sono buone possibilità e probabilità che non vada a cadere in altre situazioni più pericolose. Quindi ben venga che si faccia squadra tra federazioni in questo caso. Senti Fabio, io intanto ti ringrazio per questa bella Grazie a te. chiacchierata. Tu sai che noi dalle retrovie il tifo per te lo facciamo. Comunque vada, avrai fatto una bellissima esperienza, ne uscirai sicuramente a prescindere arricchito professionalmente e umanamente. Noi siamo qua. Se tu in futuro avrai bisogno, sappi che un messaggio, un'alzatina di mano, noi ci siamo. Quindi in bocca al lupo e poi magari ci sentiamo dopo domenica per capire cosa è successo. Certo. Grazie Alberto, viva il lupo.